Livelli più che preoccupanti, 2000 volte superiori a quelli registrati nelle acque della cosiddetta zona rossa tra le province di Vicenza, Verona e Padova, contaminata dai FAS. Sono livelli di C604 FAS di nuova generazione rilevati nelle acque del Po durante i controlli e le operazioni di bonifica per la contaminazione dell'area inquinata. Dati che saranno oggetto di un esposto in procura da parte della Regione Veneto, che testimoniano come il fenomeno dell'inquinamento non sia solo esclusivo degli sversamenti provocati dalla Miteni di Trissino, azienda che ha chiuso i battenti, ma che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza di contaminazione estesa in tutta Italia. Il Gen X e il C604 FAS di nuova generazione, appunto, sono stati bloccati con un provvedimento della Regione che ha fermato l'attività di Miteni. Ma la delibera di Palazzo Balbi non è sufficiente per impedire tutti gli sversamenti nelle acque del Po, tanto che nel fiume continuano ad esserci quantità eccezionalmente superiori a quelle del sito Miteni. Sono le parole di Nicola Dall'Acqua, commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile. Nel Po ci sono quantità di FAS, chiamiamoli tradizionali, superiori di 100 volte a quelle rinvenute nel triangolo di Trissino. L'impegno del Veneto sia nel limitare le percentuali di presenza pari a zero, sia applicando i filtri a tutte le centrali di potabilizzazione che pescano nel Po, non basta per arginare il fenomeno. Molte città non venete attingono acqua dal Po, le altre regioni afferenti sono state avvertite, ma per evitare che si sottovaluti un'emergenza di questa portata è necessario far intervenire la magistratura.